La Basilica Palladiana ha ospitato l'International Space Up Challenge, la più grande competizione di idee a livello mondiale, promossa e ideata dalla NASA, l'Agenzia Spaziale Americana. 189 le città coinvolte, in Italia Roma, Napoli, Torino, Brescia, Milano, Trieste e appunto Vicenza, dove l'iniziativa per il secondo anno è stata organizzata dalla Confartigianato Provinciale assieme al Consolato statunitense di Milano e il Comune di Vicenza, con il patrocinio della Regione Veneto. 48 ore filate, un hackathon come è definito nel gergo degli esperti informatici, per ideare e sviluppare applicazioni utili ad affrontare le grandi sfide che l'umanità si trova di fronte, scegliendo una delle tematiche proposte dalla NASA per l'edizione 2018 dello Space Apps Challenge, dalla progettazione di aiutanti robotici alle applicazioni che permettano di controllare le dinamiche di eventi naturali straordinari. 26 sono state le squadre che vi hanno partecipato. Una gara di abilità, creatività, concentrazione, velocità, originalità esplicativa per convincere attraverso uno speech di 4 minuti una giuria composta da Valentina Sumini, ricercatrice all'MIT di Boston, Franco Malerba, primo astronauta italiano nella storia, Charles Rubinstein del Pratt Institute, Politecnico di New York, Giorgio Magistrati, responsabile della sezione computer di bordo dell'Agenzia Spaziale Europea ESA, Pietro Delotto, direttore generale di Confartigianato Vicenza. Per i nostri giovani un'esperienza straordinaria. Per Confartigianato la possibilità di portare alla ribalta talenti assai utili alle imprese e far comprendere a questi giovani che ad un passo da casa ci sono eccellenze produttive dove poter mettere a frutto qualità e ambizioni. Forse non ci rendiamo conto di quanto sono importanti questi momenti per le imprese vicentine, perché hanno la possibilità di entrare in contatto con ragazzi, talenti fortissimi che impegnano 2 giorni del loro tempo anziché far festa, vengono qui a fare progettazione con colleghi a livello internazionale. La possibilità che diamo ai ragazzi è di entrare in contatto con enti come NASA, ESA, il MIT di Boston, abbiamo visto il collegamento con gli Stati Uniti. In verità le nostre imprese possono entrare in contatto attraverso questi ragazzi con queste realtà, entrare in un circuito di progetti internazionali che danno la possibilità mai viste, penso, alle imprese della nostra provincia. Dal canto loro, le agenzie spaziali e l'MIT di Boston, che per il suo istituto di ricerca è una delle più importanti università del mondo, hanno bisogno di avvicinare e coinvolgere nuovi talenti. Preziosa a tal fine è quindi una manifestazione come questa. È molto importante perché innanzitutto come mandato dell'ESA è anche quello di aumentare la conoscenza delle tecnologie e dell'aspetto scientifico. Quindi per noi è molto importante essere presenti a questo tipo di eventi perché possiamo anche risolvere parte dei problemi che abbiamo grazie a nuove idee che ci arrivano dalla gioventù, dai ragazzi giovani. Ma è importantissimo perché la nostra vision è quella di democratizzare l'accesso allo spazio, quindi a tutti, anche gli studenti che qui in Italia non hanno la possibilità di avere le risorse come quelle che abbiamo noi all'MIT, e quindi noi ci sentiamo personalmente investiti nel ruolo di portavoce per comunicare la ricerca che noi stiamo facendo, ma anche ci sentiamo il ruolo di facilitatori per poterla trasmettere e in qualche modo estendere ad altri contesti come quello che è il mio, italiano. Forse non tutti lo sanno, ma già oggi molte nostre piccole imprese, magari indirettamente, forniscono il loro contributo alle attività aerospaziali e la strada è aperta per nuove collaborazioni, magari per l'allestimento dello Space Hotel, progetto a cui sta lavorando l'MIT. Noi ci terremmo moltissimo a poter mandare turisti nello spazio, sempre per quel discorso di aprire le porte allo spazio non soltanto agli astronauti ma anche ai cittadini. L'aspetto è complicato è proprio nella fase di design, cioè come noi andremo a progettare e a ridisegnare gli spazi in modo tale che siano fruibili a un utente non esperto, perché l'astronauta ha decenni di training, no? Il turista no. E sempre guardando al futuro prossimo, quale impatto potrà avere questo genere di ricerca sulle piccole imprese?
Forse l'impatto, diciamo così, più immediato è quello della telecomunicazione. Noi abbiamo tantissimi satelliti, tantissime idee come migliorare l'aspetto delle telecomunicazioni e l'idea di avere una comunicazione più massiccia ma molto più veloce, che raggiunge tutti i vari target molto più velocemente, è in realtà di enorme utilità anche per l'industria e l'artigianato. Gli organizzatori, inoltre, hanno voluto che fossero idealmente partecipi dell'evento anche i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale di Vicenza, autori di disegni sui temi della sfida, un modo per distogliere le loro menti dall'esperienza poco felice a cui temporaneamente sono costretti. Giunta appositamente da Roma, ha assistito alla fase conclusiva della competizione Kelly Degnan, vice ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia, che, accompagnata dal sindaco di Vicenza Rucco e dal presidente di Confartigianato Bonomo, introducendo le premiazioni, si è complimentata con i partecipanti alla gara. Sono molto contenta di essere qui, c'è un entusiasmo, un'energia che è incredibile, veramente incredibile. Noi vorremmo ringraziare Confartigianato Vicenza, il presidente Bonomo, anche le città di Vicenza e il sindaco Rucco che hanno supportato questa iniziativa. Per noi è molto importante di avere questo legame con tutte le città in Italia per ispirare un po' questo interesse nel STEM, particolarmente per le ragazze. Ho visto alcune ragazze qui oggi, ma anche di vedere loro che hanno lavorato insieme in teams per tutta la notte. C'è veramente una speciale occasione. Al terzo posto la squadra Yoda, che ha realizzato un sistema che permette un feedback immediato dell'impatto ambientale di azioni quotidiane che la gente compie. Secondo posto per il Neil Armstrong Team, con un progetto che prevede coperture per robot che consentono la loro geolocalizzazione sulla Luna o su Marte. Prima classificata la squadra Redwares, composta da studenti dell'ITIS Rossi e del Liceo Quadri. Il nostro progetto si basa sulla individuazione tramite una matrice, che è una condizione tecnica, che permette di individuare con precisione la posizione dell'arrivo di un micrometeorite. I micrometeoriti sono un enorme problema nelle stazioni spaziali perché creano fori che possono danneggiare sia le attrezzature che l'atterraggio della navicella, che problemi di compressione interna. I premi in denaro sono stati offerti dal Consolato Generale degli Stati Uniti in Milano. Inoltre, i primi 2 classificati sono ammessi alla selezione globale della NASA, da cui usciranno i vincitori mondiali. Infine, il riconoscimento al progetto capace di mettere al centro le potenzialità della connessione ultraveloce, messo in palio dallo sponsor tecnico Interplanet, è stato assegnato alla squadra CPU Hive, che ha realizzato un sistema che permette di utilizzare computer remoti per elaborazioni scientifiche. NASA Space Up Challenge, come abbiamo visto, ha avuto tra i suoi prestigiosi ospiti Franco Malerba, primo astronauta italiano nella storia, componente nel 1992 dell'equipaggio dello Shuttle Atlantis. Un'occasione che gli organizzatori hanno voluto cogliere proponendo a margine della gara anche un incontro con gli studenti, durante il quale l'ingegnere elettronico e fisico genovese ha raccontato la sua straordinaria esperienza. Ha spiegato come la ricerca e le missioni nello spazio siano utili per sviluppare tecnologie atte a migliorare la nostra vita sulla Terra. E ha poi spronato i giovani ad essere curiosi, ad avere quel coraggio, quella sete di conoscenza che hanno ispirato i pionieri e senza le quali non si sarebbero ottenute tante conquiste.